Agrigento, rush finale della rassegna Mythos Opera Festival. Gli artisti parigini del circo di strada si sono esibiti al Palacongressi al Villaggio Mosè insieme agli attori messinesi Nino Frassica e Nino Montalto. E questa sera, venerdì 21 dicembre, ancora al Palacongressi, alle ore 20:30 in programma il concerto di Natale Mythos Opera Festival, a cura della giovane orchestra sicula diretta dal maestro Alberto Veronesi. Il festival è organizzato dagli assessorati regionali a turismo, spettacolo e beni culturali in collaborazione con il Parco Valle dei Templi di Agrigento e il Parco Naxos di Taormina. Oggi qui al Palacongressi con Nino Frassica, un siciliano, in Sicilia di nuovo, ma oggi ad Agrigento. Sì, Agrigento è in Sicilia. Sì. Prima, nel 1800 coso, era nel Veneto, ma adesso l'hanno spostata. Sì. L'Agrigento è qua e noi siciliani siamo innamorati di Agrigento perché ha le caratteristiche che altre città non hanno. Molte si somigliano, molte città siciliane, ma Agrigento è particolare e quindi è apprezzata sia da noi stessi che dagli altri stessi. Oggi qui appunto con questo spettacolo con Nino Montalto del Circo della Strada. Sì, che per me è stato un caramba che sorpresa, perché dopo 44 anni che non facciamo più niente, perché lui è andato a vivere a Parigi e io mi sono trasferito a Roma, quindi lui qualche volta viene, io a Parigi non ci vado mai perché non guido e ho paura dell'aereo e quindi non ci vediamo, però ogni tanto lui torna e poi questa occasione qua ad Agrigento è stata bella perché così ho potuto salutarlo dopo tanti anni. Quindi qual è il tuo mezzo di trasporto preferito a questo punto? L'aereo. No, ho capito. Ho paura per l'aereo Roma-Parigi, no, mi fa paura l'aereo Roma-Parigi, gli altri li prendo. Roma-Catania lo prendo, domani mattina prendo un Catania-Roma. Salvo Prestia, organizzatore degli eventi natalizi qui ad Agrigento, che non coinvolge però nel vasto programma solo Agrigento. Esatto. Agrigento è stata inserita dall'assessorato regionale al turismo tra le mete del Natale in Sicilia. Le nostre associazioni e anche altre associazioni sono parte di un programma molto più ampio, infatti dopo queste belle manifestazioni che si sono svolte in via Atenea al centro storico e al Palacongressi con la partecipazione di Nino Frassica dell'orchestra sinfonica col maestro Veronesi, le manifestazioni si sposteranno a Catania dove nella giornata del 22 gli artisti di strada si esibiranno prima a Catania e poi a Taormina. E il 23 a Taormina ci sarà il concerto alla cattedrale di Taormina e contemporaneamente a Catania l'orchestra sinfonica suonerà presso la chiesa di San Camillo. Quindi questo è il programma che noi abbiamo portato avanti per queste festività natalizie e tante altre ce ne sono in itinere sia ad Agrigento che fuori. Gianfranco Pappalardo Fiumara, organizzatore dell'evento Mythos ad Agrigento. Come procede la manifestazione? La manifestazione sta procedendo benissimo ad Agrigento, ci sposteremo dopo Agrigento a Catania e a Taormina, quindi è una manifestazione itinerante nella destagionalizzazione prevista e attuata dalla regione siciliana. È un successo perché in questi giorni abbiamo visto questi artisti provenienti dalla bellissima città di Parigi, quindi capitale europea, provenienti dalle più belle zone anche della Francia, qui a intrattenere i nostri piccini e a far sognare anche noi. Domani qui al Palacongressi avremo un importante concerto diretto dal celebre maestro, direttore, presidente della Festival di Torre del Lago, Pucciniano, verrà qui a dirigere il maestro Alberto Veronesi. Dopodomani avremo un concerto barocco con l'ensemble del Conservatorio di Palermo alla
cattedrale di Taormina e il 23 concluderemo a Catania nella stupenda chiesa San Camillo dei Mercedari, tutti siti UNESCO, ecco, quindi voglio dire anche in questo siamo stati perfettamente ligi nello scegliere, ecco, le location giuste. L'auspicio è che questa manifestazione, che comunque il Mythos Opera Festival nasce nel periodo estivo, si sviluppa nella destagionalizzazione, l'auspicio è che ci consentano di programmare ovviamente sempre più in anticipo e in tempo, in modo tale da creare ovviamente i presupposti per dare un'offerta formativa sulla destagionalizzazione a tutto il pubblico siciliano e al pubblico che in Sicilia viene appunto per visitare questi stupendi luoghi. Cesare Lima, fra gli organizzatori degli eventi natalizi di Agrigento. Oggi siamo qui al Palacongressi con lo spettacolo di Nino Frassica e Nino Montalto de Il Circo e la Strada. Questo progetto nasce da un'idea di Gianfranco Fiumara Pappalardo con la regia di Nino Strano. Questo spettacolo è veramente di grande spessore, perché abbiamo portato degli artisti parigini che sono tra le migliori e le più brave scuole circensi d'Europa. Poi con Nino Frassica, amico d'infanzia di Nino Montalto, sarà uno spettacolo tra cabaret, magia e musica di veramente grande divertimento. Io ringrazio l'assessore Pappalardo, assessore al turismo della Regione Sicilia, come dicevo prima Gianfranco Fiumara Pappalardo, salvo per sia che è stato uno dei nostri coordinatori. Vi aspettiamo domani sera con l'orchestra siciliana che rappresenta l'Aida, dove il direttore d'orchestra è il grandioso maestro Alberto Veronesi.